È una storia antica. Della diga del Vanoi si è cominciato a parlare una quindicina di anni fa. La problematica la conoscevo, ero contrario allora, si immagina che sono contrario adesso. A carattere perentorio il no del sindaco del comune di Arsia Ivano Fauro rispettivamente al dibattuto tema della costruzione dell'invaso nella Valle del Vanoi, che da mesi tiene banco sui tavoli della politica e delle amministrazioni locali, vedendo contrapposti gli interessi della pianura, che lo ritiene strategico per il rifornimento idrico all'agricoltura, e i territori coinvolti nella costruzione della diga, quelli a cavallo tra Veneto e Trentino, tutti contrari all'unanimità. Ed è un iter che procede, quello dell'invaso del Vanoi. La scorsa settimana sono stati avviati i dibattiti pubblici imposti dalla legge per le costruzioni di opere di questa portata, nonostante le diffide legali inviate da Trento, che parafrasando ha riportato a chiare lettere "nel nostro territorio mai", e la contrarietà espressa in più occasioni da parte della provincia di Belluno. Il sindaco del comune, che come si evince dagli studi effettuati dal Consorzio di Bonifica Brenta, titolare della progettualità dell'opera, sarebbe tra i primi ad essere invasi dall'acqua nel malaugurato caso del crollo della diga, non si capacita come si possa continuare a percorrere questa strada. Pensare di fare una diga dove tutta la provincia di Belluno, la provincia di Trento compresa, è contraria, la vedo una cosa molto difficile, la vedo una cosa distante e inattuabile. Quindi non capisco perché ci sia ancora questo accanimento per provare a costruire una diga. Per Ivano Fauro il Vanoi non è la soluzione ai problemi idrici della pianura, ma esisterebbero soluzioni più efficaci ed indolori, come l'escavazione dei fondali del lago del Corlo. È una diga che secondo me non serve forse alla pianura per avere più acqua. Beh, non è l'unico metodo perché la pianura possa avere più acqua. L'escavazione del nostro lago sarebbe un sistema molto efficace. Dopo 70 anni il nostro lago è quasi per la metà invaso dai detriti. Scavandolo sicuramente si recupererebbe più acqua. Sono interventi che poi portano a una maggiore capacità del lago e quindi sono interventi che secondo me la Regione del Veneto dovrebbe caldeggiare e non caldeggiare altri interventi che sono al giorno d'oggi inattuabili.